Mauri aveva una mano fatata, votata al disegno da sempre. La sua camera un mare di fogli con scogli di matite e tempere. Nessuno come lui rendeva bene i fiori delle orchidee aperte o le foglie delle ninfee che accolgono il volo delle libellule. Maurizio non aveva una donna e conosceva bene il modo giusto e i percorsi per fuggire da sé. Una matita ed un'onda di forme e contorni che invadevano il foglio eleggendo l'ore. Ma per quanto lui fosse un animo forte e puro, anche il suo polso cedette quando venne lei. I suoi mondi, i suoi sfondi, i suoi sogni, dei bordi, dei fogli. Quando venne Maurizio era viva e profonda, un'orma lasciata dalla prova di fuga, forse verso gli dei. Quest'onda fonda era somma degli anni trascorsi tra i suoi fogli e i colori, a sognare tra sé. L'infanzia è passato chino sui fogli del tavolino, e la mano sua da bambino, prodigio genio creativo, tracciava dentro un profilo di un rigo color turchino, ed un mondo si ergeva vivo fra i fogli di un bimbo schivo. Lui che era nato fra le industrie e le sassaie, sognava di scappare fra i suoni di un temporale. Suo padre una testa calda, sua madre una schiena stanca. Da grande lei lo sognava elegante in una banca. Quando lui disse a caso io voglio vivere e darti se, sua madre tacque e pianse, suo padre lo prese da parte e poi gli disse raccogli i tuoi fogli, ricordi, se parti non torni, se parti ti scordi i tuoi soldi, i tuoi sogni. Quando arrivò a Bologna tutto gli apparve come il cielo in terra, la conobbe che passava sotto i portici dell'accademia. Lei aveva la pelle bianca e gli occhi azzurri e diafani. La prima volta che gli baciò le braccia lui si perse negli attimi. Il mondo era più di una donna, sapeva cullarlo per vedere altri mondi e poi scordarsi di sé. Questa tua forza è una bomba, pensava all'artista mentre tutto scorreva e lui viaggiava da re. Ma per quanto lui fosse un animo forte e chiuso, anche il suo polso cedette quando venne lei. I suoi mondi, i suoi sfondi, i suoi sogni, i miei bordi, dei fogli. Quando venne lei. Lei lo cercava come fosse un vero amore fra i mercanti dell'estero nella Big Bow di Piazza Maggiore. Poi fu lui a cercarla in continuazione fra i mercati all'aperto e bistrò della Rive Gauche l'odore. Quando disse ai suoi fogli sì ora lei la mia parte, le sue vecchie carte bianche, la sua arte messe da parte. Era così dolce da non poterne fare senza. Lui ne impugnava l'elsa, ne coglieva tutta l'essenza. Poi la vide aggirarsi fra le persone della stazione, vide gli amici di poche ore morire per il suo amore, vide gli zombie senza più cuore sputare dentro al flacone con una dose di metadone, fare 2 dosi di metadone.